Benvenuti, oggi è martedì 22 agosto 2023. Il sole sorge alle 6:20 e tramonta alle 19:45. La luna sorge all'1:26 e cala alle 17. Oggi si celebrano i santi Fabrizio e Filiberto. Il nome Fabrizio ha origine latina e significa fabbro, artigiano. Il suo numero fortunato è il 2, il colore il rosso, la pietra il rubino e il metallo il mercurio. Mentre il nome Filiberto ha origine tedesca e significa persona illustre. Il suo numero fortunato è il 9, il colore il bianco, la pietra il diamante e il metallo l'argento. Con le temperature elevate di questi giorni è probabile che il forno sia solo un lontano ricordo. Tuttavia, voglio condividere con voi un utile trucco naturale per pulirlo. Basta mescolare una tazza d'acqua, una di sale e una di bicarbonato. Con questa soluzione, utilizzando una spugnetta, potete pulire l'interno del forno. Lasciate agire il composto per un'ora e poi risciacquate. Il risultato sarà stupefacente, il forno tornerà a splendere e si libererà anche dagli odori di cottura, come per magia. Sono 44 le candeline per l'ex attaccante del Catania Giuseppe Mascara. Nato a Caltagirone e cresciuto a Comiso, inizia a giocare nell'oratorio della parrocchia. Celebra il suo gol con un tiro al volo da 50 metri allo stadio Barbera durante il derby col Palermo, il 1 marzo del 2009. Questa rete ha ricevuto il premio come miglior rete dell'anno al Gol nel Gol. Restando nel mondo del calcio, festeggia 26 anni il calciatore argentino Lautaro Martinez. È uno degli attaccanti più corteggiati a livello europeo. Dal 2018 milita nell'Inter, con cui ha raggiunto una finale di Champions League e ha vinto un campionato italiano, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana. Infine oggi compie 43 anni l'attrice comica Valeria Graci. Nel 2001 forma insieme a Katia Follesa il duo comico Katia e Valeria e per 10 anni fa parte del cast di alcune trasmissioni TV, tra le quali Colorado Café, Zelig Off e Scherzi a parte. Nel 2012 il duo si scioglie, dal 2014 lavora come inviata per Striscia la Notizia. È il 22 agosto del 1902 e viene fondata a Detroit la Cadillac Automobile Company, destinata a diventare un marchio di gran lusso. Dal 1908 parte della grande famiglia della General Motors. Promotore dell'iniziativa è William Murphy, un commerciante di legnami tra i primi azionisti della Ford Motor Company, che le dà il nome dell'ufficiale francese Antoine de la Motte Cadillac, al quale si deve la fondazione nel 1701 della città di Detroit. Sapevate che il Monte Everest, ovvero la montagna più alta del mondo, continua a crescere ogni anno di alcuni millimetri? Questo processo è noto come orogenesi. E adesso tutti con gli occhi puntati alle stelle, perché è arrivato il momento di scoprire i segreti dell'oroscopo con Marco Amato. Buongiorno ai 12. Oggi una sensuale ed intrigante trasformatrice luna in Scorpione rimesterà un po' le sorti dello zodiaco. Vediamo come. Ariete, ben felice di sapere che la luna non è più in opposizione e i vostri alterchi rientrano. Le prese di posizione e i punti di vista possono essere considerati paritari e finalmente voi avete ripreso la vostra voglia di comandare il gioco. Toro, ancora continua questa fase di assestamento utile per risistemare agenda, patrimonio, impegni lavorativi e banca. Sfruttate bene questa giornata di oggi perché da domani cambia un po' l'assetto zodiacale. Ancora un po' di tempo per le passioni. Gemelli, giornata oggi che dopo il passaggio della luna che vi ha rinfrancato umoralmente, ancora alle prese con Marte e Mercurio, un po' di tensione latente, ma saprete bene quando scendere in campo. Le mosse sulla vostra scacchiera saranno e dovranno essere molto ben ragionate. Cancro, a voi la ragione non serve, con una splendida luna di trigono che fa di questa giornata una giornata molto migliore di quella precedente. La luna oggi vi rende viscerali ed è un'ottima giornata per darvi alle passioni. Leone, luna e Scorpione non deposita sicuramente bene, soprattutto contro una Venere retrograda e un po' ferma. Crisi in amore, ripensamenti, punti di vista, accordi, patti, tutto da rivedere, ma saprete benissimo trovare la
alla quadra, proprio perché il vostro è sempre il segno della chiarezza. Vergine, luna amica oggi e l'umore risale decisamente, passione, comunicazione e decisamente una prospettiva migliore per inquadrare le problematiche in una maniera risolutiva ed efficace. Quindi, da un punto di vista razionale siete a posto. Con le passioni non trascuratele in questi ultimi giorni in cui i pianeti sono generosi con voi. Bilancia, la luna oggi si fa oggettiva di seconda casa, le prospettive maturano, si parla di oggettività di fatto e sicuramente voi in questo sarete rinfrancati dal sapere che tutti i vostri sforzi saranno stati ripagati. Buone notizie in arrivo, in amore siete irresistibili. Scorpione, luna tutta vostra oggi, anche se c'è un'iniziale quadratura con Plutone che rimesta un po' degli antichi ricordi e delle trasformazioni, vi servirà, se sapientemente usata, a capire quanta strada avete fatto dalle vostre problematiche. Scorpione coraggioso che riesce a guardare dentro di sé e a trovare sempre un motivo per amare. Sagittario, una luna oggi molto emotiva e tutta una serie di ripensamenti e di rivisitazioni di vostri sprazzi egotici oggi saranno i protagonisti della giornata. Probabilmente vi siete pentiti di qualcosa, ma siete sempre in tempo a recuperare, soprattutto nell'aggiustare quegli affetti a cui veramente tenete e siate meno orgogliosi. Capricorno, la luna oggi riassesta un po' gli equilibri e decisamente, anche se c'è un'iniziale quadratura con la luna in Scorpione, voi riuscirete sicuramente a trovare la maniera di accontentare tutti, anche se oggi, anche se siete delle rocce imperturbabili, cederete un po' a quel sentimento chiamato nostalgia. Acquario, la giornata di oggi inizia un po' storta con una luna di quadratura che sicuramente non favorisce l'umore. Dopo un'ottima partenza, oggi potrete di nuovo fare i conti con una realtà fatta di scadenze, di pagamenti e di mille impegni che vi piovono addosso, ma che danno la misura di quanto bene siete apprezzati e valutati. Pesci, splendida luna di trigono per voi oggi, ottima la giornata che dispone una vostra soddisfazione, soprattutto Saturno che vi porterà una notizia che vi darà dei risultati sul lavoro. Siete sempre più pronti a rimettere in discussione il presente alla luce di un passato che forse andrebbe rivisto e impiegato per capire meglio come volete investire in futuro. Hai una passione per i video e documentari? Allora questa è la tua occasione. Antenne Sicilia sta preparando un contest dedicato agli appassionati come te. Invia i tuoi cortometraggi o video alla nostra email dedicata che troverai in sovraimpressione. Mi raccomando, è il momento di far conoscere il tuo talento al grande pubblico televisivo. Il 22 agosto del 1864 veniva firmata da 12 Stati europei la prima Convenzione di Ginevra per il miglioramento delle condizioni dei feriti delle forze armate in campagna. Il documento ha gettato le basi del diritto internazionale umanitario contemporaneo, stabilendo regole universali per la protezione delle vittime nei conflitti, l'obbligo di estendere senza discriminazioni le cure a tutti i militari feriti e malati, il rispetto del personale medico, del materiale e delle attrezzature sanitarie attraverso l'emblema protettivo della Croce Rossa, fondata un anno prima. Una lezione importante da imparare. Ci capita spesso di sperare, ma a volte le cose non vanno come vorremmo e finiamo per piangere dietro ciò che è andato storto. Gli inglesi hanno un modo di dirlo molto semplice: don't cry over spilled milk, che possiamo tradurre con non piangere sul latte versato. Cosa vuol dire? Significa che non dovremmo preoccuparci per qualcosa che non possiamo più cambiare. Vi siete persi le nostre puntate durante le vostre meritate vacanze? Non temete, abbiamo la soluzione per voi. Potete recuperarle tutte su YouTube al canale Sicilia Play. Diana Vreeland è stata una giornalista di moda straordinaria. Si trasferì a Londra e aprì una boutique di lingerie. Fu proprio lei a suggerire a Wallis Simpson la camicia da notti che avrebbe sedotto il duca di Windsor. Nel 1962 venne scelta per dirigere Vogue America e il suo stile unico rivoluzionò completamente la rivista. Non erano più gli stilisti a dettare la moda, ma era Diana a commissionare gli abiti da fotografare.
Tuttavia nel 1972 fu licenziata anche da Vogue, ma il Metropolitan Museum of Art la chiamò e lei organizzò la sua prima mostra. Vestì i manichini con gli abiti di Balenciaga, trasformando il gala di apertura nell'evento più importante dell'anno. Da quel momento curò ben 12 mostre fino al 1989. Morì a 86 anni per un attacco di cuore. Ci salutiamo con la frase del giorno: se ami una persona, lasciala andare, perché se ritorna è sempre stata tua. Vi auguro una buona giornata, un saluto dalla vostra Naomi.